Ciao, sono Valentina, ho 36 anni e sono guida turistica. L'idea nasce in un momento in realtà di crisi, perché io sono stata per 6 anni a Milano e sono partita nel 2008 che era l'anno della crisi mondiale oltretutto, e quindi mi sono ritrovata in una situazione in cui era difficile trovare lavoro, e per questa ragione ho pensato di provare ad avviare un'impresa. Il turismo perché? Perché è sempre stata una passione, perché sono guida turistica, ho studiato operatore culturale per il turismo e quindi tornare in Sardegna e lavorare per la Sardegna era una cosa che desideravo. Ho avviato l'attività con il microcredito. Io avevo l'intenzione di provare perché avevamo un'auto d'epoca di famiglia e volevamo anche investire nell'ecosostenibilità e abbiamo quindi acquistato le 10 biciclette a pedalata assistita, quindi è partita proprio con il microcredito. Il microcredito dà la possibilità di avere un finanziamento di 25.000 euro da restituire in 5 anni a partire dal 18° mese di apertura dell'attività. Si restituisce mensilmente e per poterlo avere bisogna presentare un progetto, un business plan, quindi bisogna avere un'idea precisa di impresa e calcolare tutto quello che poi permette poi di aprire l'attività, quindi quelle che saranno le spese, quelli che potrebbero essere i possibili guadagni e l'investimento da fare. Quindi il progetto deve essere completo, bisogna avere un'idea molto chiara dell'attività. Una volta che te la approvano si firma il contratto e da quel momento vengono accreditati i 25.000 euro e parte l'impresa. Quindi quello che richiede il microcredito è che venga rispettato il progetto che è stato presentato e poi che venga restituito appunto dal 18° mese. Io credo che la Sardegna, Cagliari in particolare, ma la Sardegna in generale, possa offrire un tipo di turismo veramente interessante, soprattutto per il tipo di turismo che si sta sviluppando negli ultimi anni. Quindi un turismo esperienziale, un turismo che poi va alla ricerca proprio di scenari autentici, cibo, tradizioni, tutto quello che poi in realtà rappresenta quel popolo. Quindi io credo che da questo punto di vista la Sardegna possa veramente offrire tanto. I miei tour sono tanti e diversi, ho ideato diversi tipi di itinerario, sia l'itinerario che va a toccare i punti più importanti della città, sia itinerari tematici, quindi l'itinerario archeologico, naturalistico. C'è tanto da fare e le potenzialità sono immense perché è tutta da scoprire. Io lavoro spesso con i crocieristi e tutti nel momento in cui arrivano a Cagliari si aspettano una piccola città di provincia e rimangono tutti sbalorditi da quello che trovano. Cioè la città piace la gente, piace il fatto che è una città pulita, che è una città anche abbastanza organizzata, anche come mezzi, come trasporto, quindi offre davvero tanto ed è proprio bella, per me è così. Io non credo che ci manchi poi in realtà lo spirito imprenditoriale come spesso si dice, soprattutto negli ultimi anni ho visto tantissimi artigiani creare arte in qualsiasi campo, mettendo insieme tradizione e modernità, quindi io da quel punto di vista credo che ci sia tante capacità, quindi ci si deve armare un po' di coraggio e si deve rimboccare le maniche e credere davvero in quello che si sta facendo, cioè quella è una cosa fondamentale, cioè tu devi davvero credere che il tuo progetto valga, se ci credi le cose vanno avanti. Auguro a tutti di vivere con passione e di fare il lavoro che più si ama e che più si è desiderato. Buon lavoro, ciao!